Signori miei, buongiorno, buonasera, buonanotte, dipende da che ora lo vedete. Allora, volevo fare questo video, lo sapete, io di solito non faccio video in mezzo alla settimana, parlo solo della partita perché mi metto a parlare di calciomercato. Se non conosco i giocatori che arriveranno è inutile fare analisi tecnico-tattiche, but la situazione è, voglio fare varie considerazioni sugli acquisti che il Napoli sta facendo e che sono fondamentalmente adesso ufficiali, inutile parlare prima, parliamone adesso. Allora, prima di tutto Demme. Mi piace l'idea che un giocatore rinuncia alla possibilità di vincere un campionato, perché il Lipsia sta primo in classifica in Germania, rinuncia a quello pur di venire a Napoli, che pare fosse il sogno della sua vita, non come frase fatta, ma veramente è, perché nei fatti, quando un'operazione si conclude in maniera così veloce che nemmeno i giornalisti hanno potuto dare semplicemente la cosa, è fatta già. Non c'erano i famosi rumors che Lobotka se ne è parlato perché milioncine, diritti di immagini, contratti alti così. Come mai Demme subito? Perché? Perché la volontà era chiara, perché sei stato geniale a prendere uno che stava andando in scadenza di contratto e quindi l'Ipsia accetta un'offerta che fondamentalmente è affordable in inglese, te lo puoi permettere tu Napoli, e loro ci guadagnano qualcosa piuttosto invece che perderlo insomma a gratis. E però qua stiamo parlando di uno che ha fatto il capitano, di uno che non ne saltava una e di uno che... Ragazzi, dovete capire una cosa, questo è Gargano. Perché poi le caratteristiche, se abbiamo capito bene, ho visto un video di uno youtuber tedesco che lo conosce bene, è Kurtulil, non molla mai, brevilineo, su tutti i palloni eccetera eccetera, centrale, e Gargano, stiamo prendendo Gargano. E va bene, perché il Napoli è in una situazione di classifica che era quando avevamo Gargano, e andava bene. Poi dopo, quando cominci a salire, devi salire di livello, Inler, Zemaili, Berami, eccetera, eccetera, sempre a salire fino ad arrivare ad Allan. Ma questo è Gargano. Quindi Demme è fondamentalmente un vice Allan. Ora, il mio dubbio è perché Allan non può essere usato al centro come vertice basso e Demme sì? Questo è il mio dubbio tattico adesso, perché se come caratteristiche abbiamo capito che lui ha le stesse caratteristiche fondamentalmente di Allan o di Gargano, proprio come caratteristiche anche fisiche, dobbiamo sperare che abbia più fosforo e sappia anche smistare, perché sì, Gattuso vuole più equilibrio, perché come smistamento stiamo provando Fabiano, non stiamo provando più Allan là. E questa è la contraddizione in termini, e voglio capire, il mio dubbio è, lì, quando saranno a disposizione come vertice basso, ci va Lobotka o ci va Lemme? Lemme. Questo è il mio dubbio. Al momento pare che Lobotka sia più... Voglio, Lobotka, se vedete le immagini, per me è una fusione tra Zielinski e Fabian. Un pochino più veloce di Fabian, un pochino meno... forse meno tecnico di Zielinski, ma quello è. Quindi fondamentalmente è un'altra mezzala che se lo metti al centro può andare nelle stesse difficoltà in cui sono andate Zielinski, Allan e Fabian a turno. In tutto questo è Elmas che sparisce dalla circolazione, quando invece pare che l'abbia fatto anche il centrale, più offensivo, ma perché l'abbiamo visto sempre giocare sulla fascia con Ancelotti, che non ci ha fatto capire niente. Queste sono le problematiche adesso che va bene. Praise to the club for buying people, perché ne avevamo bisogno, e c'è stata una risposta, veramente ne avevamo bisogno anche prima. Però perché no, mo c'è la Lazio e comunque devi avere Fabiano là al centro, perché non c'è il tempo e pare abbia un piccolo problemino fisico anche Demme, non ci sono i tempi burocratici per prenderne uno dei due. Speriamo che possiamo cominciare a sperimentare col Perugia in Coppa Italia, perché poi dobbiamo vederli in campo e dobbiamo capire anche in funzione dell'anno prossimo, perché mo gli obiettivi esistono, c'è sempre l'obiettivo Europa League, non possiamo pensare vabbè la stagione è finita, non retrocediamo perché le altre sono troppo scarse, non riusciamo ad arrivare in Champions perché ci sono troppe squadre. No,
obiettivi veri, reali, ci sono. Andiamo in Europa League perché il Napoli, per fare mercato, deve proporre ai giocatori un'Europa qualsiasi. Lo fa l'Arsenal, l'ha fatto il Chelsea, perché il Napoli deve snobbare l'Europa League. Va benissimo, si fa bene e magari tu puoi andare pure più avanti rispetto alla Champions, dove puoi fare solamente bella figura. Quindi fare punti adesso, quindi va bene comprare, anche se non sai il prossimo allenatore quale sarà, perché poi andiamo nel discorso, stiamo pigliando a Juric già, visto che Gattuso era praticamente a progetto e il progetto della Champions League non lo riuscirà a raggiungere. Se stiamo pigliando già a Juric, allora si spiegherebbero gli acquisti dal Verona, un po' come quando si prese Sarri e si era già preso Valdifiori prima ancora di Sarri, oltre che a Yusai, oltre che a Mario Rui, insomma la storia dell'Empoli. Se il Napoli è diventato l'Empoli on steroid a un certo punto, adesso cerchiamo di diventare il Verona on steroid. Ragazzi, non è un dramma, credetemi, non è un dramma, perché il dramma è avvenuto quando noi abbiamo cercato di fare il salto più lungo del fosso, no, il passo più lungo della gamba, e lì ci siamo messi nelle chiavette, perché c'è Ancelotti, allora pigliamo a Benzema non può mai venire perché tu sei sempre il Napoli, allora ok, arrangiamoci, pigliamo a Lozano, pigliamo a Fabian Ruiz, cerchiamo i cardi. No, non siamo in grado di competere con questi qua. Lukaku devi spendere 80 milioni, li puoi fare? Non lo puoi fare, benissimo, allora non ti mettere in queste acque a parlare con Mendes, con Raiola, con questa gente qua. Non ci puoi stare. Se invece, probabilmente, il dimensionamento del Napoli parte con un progetto, con allenatori in grado di avere delle idee particolari, può essere anche Gattuso, però dobbiamo capire se la società ha intenzione, perché io vedo comprare tutti questi giocatori del Verona, ci sarà il beneplacito di Gattuso su questi giocatori? Non lo so, magari vanno bene per chiunque, però abbiamo visto che l'idea di Ancelotti non va bene per l'idea di Gattuso. L'idea di Ancelotti non va bene per nessuna idea di nessuno. Però questi sono i dubbi che mi attanagliano. E qua stiamo parlando solo del centrocampo, perché attenzione che noi dobbiamo rifondare dappertutto. In attacco cosa succederà se si comprano pure Milik in Manchester United? Mertens se ne va, Cagliacone se ne va, Insigne non ci piace. A proposito, ma com'è che Diego Demme ha sempre tifato per il Napoli, invece Insigne è a morì? Dobbiamo avere un pochino di equilibrio. Finché Demme sbaglia 2 partite e Camino Murburais, come adesso stiamo facendo con Fabian, che ha avuto più credito perché ha iniziato bene. Quello poi sta tutto lì col tifoso napoletano. Se tu inizi bene hai credito, hai un bel credito. Vedi Lavezzi, vedi Mertens può sbagliare molte più cose perché ha fatto bene all'inizio e quindi noi siamo innamorati, come Koulibaly, perdoniamo gli errori eccetera eccetera. Insigne non si perdona, adesso Fabian nemmeno si perdona più, lo vogliamo vendere al Real Madrid. Noi Fabian lo rimpiangeremo quando, andando in una squadra senza problemi, dove la palla ce l'hanno loro e non devono fare rincorrere gli avversari come si fa in Italia, Fabian sarà un madonna di centrocampista che rimpiangeremo per tutta la vita. Quindi domani c'è la Lazio, ragazzi, 3-5-2, una squadra equilibratissima, perfetta. Però io non ammetto che adesso la Lazio è società, lo vedete la situazione? A Lazio non ci ha capito niente. Quanti punti ci abbiamo dato? 200 punti di distacco in 10 anni, forse pure di più. Calma a esaltare gli altri sempre. Noi sappiamo i problemi che abbiamo avuto e gli errori che abbiamo fatto, ma esaltare gli altri quando per una volta su 10 anni stanno andando meglio di noi, calma. Quindi voglio vedere una cazzimma negli occhi nei giocatori, perché qua è arrivato il momento di fare i punti, non con l'Inter, ma adesso dobbiamo fare i punti con le squadre alla nostra portata. La Lazio è alla nostra portata, tecnicamente, non l'Inter, ma tecnicamente la Lazio è alla nostra portata. Hanno vinto molte partite anche a mazzo, quindi non vi fate illudere da questa cosa qua. Si può battere la Lazio, si può battere la Fiorentina, a Juventus non la pensiamo proprio. Si deve battere il Perugia e si devono cominciare a fare i punti. E dopo che fai i punti, che fai un po' di vittorie e un po' di consapevolezza, eccetera, eccetera, e si riprenderà un tiro a giro, entrerà,
i tacchetti saranno lunghi e non si scivolerà, e tutta una serie di cose a catena che devono portare a un processo positivo. Magari questi due acquisti che in questo momento arriveranno possono dare, visto che sono nel fulcro, sono nel centrocampo, possono dare una mano sia in difesa che in attacco, e questo è importante. Quindi un plauso a una tardiva società, perché comunque Dem secondo me è un acquisto geniale. Prendi il capitano di una squadra prima in classifica, è un acquisto pronto, è un acquisto geniale. Lobotka sa da vedere che tipo di impatto avrà, ma servivano, quindi bene. Andava fatto prima, ma bene. Apprezzo io almeno personalmente queste operazioni. Dopodiché bisogna cominciare a pensare al futuro. Spero che abbiano già deciso l'allenatore della prossima stagione se non sarà Gattuso, che sia Juric, va benissimo, non mi interessa, non farò processi alle intenzioni finché non li vedo sul campo e non li vedo ragionare sul prato verde. Da New York Valerio Fluido è tutto, forza Napoli, vorrei vedere un Napoli che batte la Lazio ai titoli. Oh, ma che è successo? Il Napoli ha fatto la Lazio che faceva il Napoli, che si inserisce, allora ce la può fare, e poi ci illudiamo, ma non ci illudiamo, dobbiamo andare in Europa League. Ciao, statevi bene, è lungo, sono lungo.